lo presento subito, si chiama Salvatore ed ha 34 anni. Ciao Salvatore. Ciao Roberto. Allora Salvatore, tu sei in cerca dell'anima gemella? Se è possibile. Come dovrebbe essere questa tua ragazza ideale? Comunque delle mie dimensioni. Non vorrei sia Certo. una... Dimmi, tu che dimensioni c'hai? Sono un ragazzo, diciamo... Un ragazzo? Dai, sbilancio, non ti preoccupare. non deve essere una ragazza molto alta, molto... Certo, molto bassina. Tu quanto misuri? Io sono 1,58 circa. 1,58. 60 Facciamo, circa. arrotondiamo a 1,60. 1,60, giusto? sì. Quanto pesi? Circa 60 kg. 60 kg, leggerino sei. Sì. Hai 34 anni? 34 anni. Tu lavori, sì? Sinceramente no, sono sempre in cerca della mia occupazione, però mi ha diretto nell'ambito familiare perché c'è mia mamma che è purtroppo invalida civile e mi ha dato la vita familiare. Tu vivi praticamente con tua mamma? Sì, mia mamma e mio papà, insomma. Sì. Con i tuoi genitori? Sì, sì. Sei figlio unico oppure hai... Siamo due fratelli. Due fratelli. Tu sei il più grande? Io sono il più piccolo e il più grande già è sposato. Ah, il più grande ha sposato. Quindi l'unico single in famiglia sei tu. Sì. Dimmi Salvatore, come mai fino ad oggi non sei mai riuscito a trovare la tua anima gemella? No, ho trovato proprio l'anima esatta, va. L'anima gemella, la ragazza ideale. Quanto tempo è che sei single? Mai avuto una relazione? Mai? No. Da quando sei nato fino adesso? Sì. Sei proprio puro al 100%? Sì. Incredibile. Ma è vero. Incredibile. E come hai fatto in tutto questo tempo? Non so, magari vedendo gli amici, fidanzati, Non ti viene quella voglia magari pazzesca di farti fidanzato? È destino. È destino. Penso proprio di sì. Cioè, ma fino ad oggi praticamente non hai tentato nessun approccio con qualche ragazza, non so. No. Niente. No. Cioè non ti viene praticamente No. l'istinto. No. Però vorresti. Giusto? Se accade. Perché le donne ti piacciono, giusto? Logicamente siamo. Certo. E il Signore ci ha fatto per questo. Logico. Quindi penso che diciamo al tuo posto non pretenderei chissà che cosa, giusto? No. Tu difatti a che cosa sei intenzionato a trovare? Cioè come la dovresti, cioè la vorresti più che altro questa ragazza? Più che altro una donna di casa, ecco. Esatto, la vorresti casalinga. Se è possibile. Parlando di età? Non so, 25-30 anni. 25-30 anni. Anche 35 sarebbe bene. Tu la macchina ce l'hai? No. La macchina niente. No. E come ti sposti? Ma... A piedi? A piedi. Fai ginnastica? Sì. Mi sembra giusto. Fa bene alla salute. Meno male ci sono anche i piedi, specialmente che... no, l'importante è questo, che ci sono i piedi. Sì. Quando ci sono i piedi si può stare in piedi, ecco. Va bene. E come ti interessa questa donna? Cioè hai preferenza per quanto riguarda aspetto fisico? La vorresti magra, snella, la vorresti robustina? Snella. Non so. Snella. Le ragazze robuste ti piacciono? Insomma, sì. Sì. Quindi sei un pochettino robustina, per te andrebbe bene lo stesso. Sì. Cioè la cosa importante alla fin fine è farti fidanzato. No, è giusto perché capita. hai 34 anni, dalla nascita fino adesso non sei mai stato fidanzato. Esatto. Mi sembra giusto che sarebbe ovvio già Esatto. cominciare per il futuro, giusto? Magari crearti una famiglia, fare dei figli, eccetera, eccetera. Vediamo se cade. Va bene, Salvatore, dimmi quali sono i tuoi hobby? Come passi il tempo in una giornata, magari quando finisce la tua occupazione? C'è la televisione, c'è anche il computer, una partita di pallone così leggera, non... Quindi hai l'hobby del pallone pure? No, poco. Poco. Una volta sì, ma adesso non tanto. Ascoltami, un'altra domanda, come mai ti è venuta in mente praticamente di chiamarmi? Vedendo da qualche annetto, 7 mesi, quando è che siete in TV? Programmazione? Ma noi in TV già ci siamo da 3 anni. Cambiamo spesso TV, però ultimamente, una volta che siamo su Televallo, dico come mai mi hai chiamato? Ti sei deciso a chiamarmi? Mi è piaciuta la vostra trasmissione. Sì? Ecco, sì. Vediamo Hai fiducia in me praticamente? Sì, tanto. Questo mi fa piacere. Sì. Ho visto che hai girato un pochettino le nostre Giro zone. spesso. Sì. Difatti sono venuto qui a Napola, famosa per i cannoli, ripeto, che sono buonissimi. I cannoli sono non sono buonissimi. tanto attirato, però faccio anche della pubblicità. Ecco. Sì? Sì. No, anche per i miei napolesi, più che questo, va. No. Amiche telespettatrici, abbiamo conosciuto Salvatore, 34 anni, ripeto, di Napola, un paesotto vicino Trapani, che va cercando la sua donna ideale, la sua anima gemella. Salvatore va cercando una donna che parta dai 25 fino ad arrivare anche ai 35 anni, per cui se c'è qualcuna fra di voi che lo vorrebbe contattare, non lo so, facciamo vedere il tuo aspetto magari senza il cappellino.
ti togli il cappellino, come state vedendo è un ragazzo abbastanza... Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare non potranno fare altro, attenzione, che telefonargli al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Salvatore è qui che sta aspettando, si vuole sistemare ma soprattutto vuole iniziare una storia d'amore. Salvatore, come ultimo messaggio alle telespettatrici che ti staranno guardando in questo momento e stanno decidendo se chiamarti oppure no, cosa vuoi dire? Rivolgiti verso la telecamera. Sono Salvatore, sono di Napoli, ho 34 anni. Per quanto riguarda la rubrica dei cuori solitari, Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente. Grazie, grazie, a presto. Salvatore, 34 anni, di Napola, vicino Trapani, ok? Grazie. Ciao ciao. Ciao Roberto.